Seconda uscita stagionale per gli Under 14 di Mister Leto, impegnati nella seconda giornata del campionato regionale siciliano. Al Sorbello Stadium la Fairplay Messina ospita l'SC Sicilia. Formazione griffata J Academy, reduce da un esordio convincente con il netto successo per 0-7 sul campo della Messana, con l'obiettivo di dare continuità al proprio percorso di crescita e confermare i progressi mostrati all'esordio in una sfida che si preannuncia interessante e formativa per entrambi i gruppi. Una partita che metterà di fronte due realtà accomunate alla stessa filosofia: valorizzare il talento e la crescita dei giovani. Dopo 6 giri lancetto, il fair play già in vantaggio con Mazuz che serve Mazzeo, calcia in porta posizione defilata, salvo respinge Maschepis, ribadisce in rete l'1-0. Al nono arriva il raddoppio, Giovannelli pesca in area Ruggeri che si fa sottrarre palla da Bagnara, sbaglia e fa un assist a Schepisi che dopo 9 minuti fa già doppietta. 14esimo, palla intrigante per Giovannelli che si invola verso la porta avversaria, calcia senza centrare lo specchio. 2 minuti più tardi, cross dalla sinistra, respinto, la sfera arriva a Messineo che trova il dribbling e il tiro in porta senza successo. 2 minuti più tardi, punizione battuta da De Clario che colpisce pienamente la traversa. Al 20esimo arriva il tris della fair play, cross dalla destra per Ruggeri che viene steso in area, calcio di rigore accordato dal direttore di gara, va proprio lui dagli 11 metri, spiazza il portiere per il 3-0 della fair play Messina. Al 21esimo, palla lunga di Mazzeo in zona Ruggeri che entra in area sterza e calcia secondo legno di giornata. Partita a senso unico. Al 23esimo la sfera viene spazzata dalla squadra J Academy per Ruggeri che punta l'uomo, lo salta di netto, la mette dentro e con l'ausilio del palo trova il 4-0. 5 minuti più tardi, punizione battuta veloce da Messineo che serve Mazzeo, trova il portiere fuori dai pali, siglando il 5-0 di giornata con un destro poderoso. Arriva il tennistico 6-0 un minuto più tardi, sempre con Mazzeo che serve Ruggeri in progressione, viene falciato da Caliris, secondo calcio di rigore accordato dal direttore di gara. Proprio Ruggeri dagli 11 metri non sbaglia e fa 6-0. Si chiude la prima frazione di gioco addirittura sul 7-0 con De Clario in 1-2 con Messineo, entra in area e fa 7-0 mettendola all'angolino basso. Tutt'altro che sazia la formazione di Mister Leto che prima del duplice fischio va vicina anche alla settima rete di giornata, colpendo invece il terzo legno. Tramonta dunque sul parziale 7-0 la prima frazione di gioco. Passiamo nel nostro montaggio a cura di Ciccio Romeo alla ripresa. Avvicendamento tra i pali con Schepis che rileva Raimondi. 1 minuto al rientro in campo e le formazioni. Palla lunga verso Ruggeri che mette in mezzo per Giovannelli. 8-0 sale sull'ottovolante la fair play. Continua invece la girandola di cambi per Mister Leto. Fuori Messineo e Natoli, dentro Arena e Merenda. Fuori anche Schepisi, dentro Cariolo. Al 50esimo, errore della difesa dell'SC Sicilia, sfera viene recuperata da Mazzeo, il quale serve Ruggeri ma in posizione irregolare. Si rifarà ben presto la fair play, Merenda recupera il pallone, lo serve a Ruggeri che sterza e calcia per la nona rete di giornata. Al 52esimo, filtrante di De Clario in zona Ruggeri che mette in mezzo per il compagno di squadra Cariolo che deve solo appoggiare in rete il pallone al 10-0. Nel finale spazio anche a Bucolo. Al 54esimo dialogo sul centro-est della fair play con Shilialev che serve Ruggeri, trova una conclusione scivolando per l'11-0. 56esimo la sfera spazzata in zona Ruggeri, viene chiuso fallosamente a 2 difensori, terzo calcio di rigore di giornata a trasformarlo questa volta è Merenda per il 12-0. 65esimo Shiliaev entra dentro il campo, serve Mazzeo che calcia da fuori e trova una splendida rete per il definitivo 13-0, gara senza storia al Sorbello Stadium, seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Mister Leto. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.